Qualche altra domanda? Forza Peppe. Peppe Ruggeri di Niceto TV Web, un applauso. Sempre presente. Buonasera a tutti. Un sogno che si realizza e certo piacere solo grazie al Presidente Benedetto Merulli. Questo e l'altro piacere l'ho avuto solo grazie a lui. Dare a Cesare quello che di Cesare devo ringraziare. L'ho visto 6 anni fa a Santa Lucia, ma vedete il mio paese è una gioia veramente indescrivibile, un sogno che si realizza, un sogno cullato da quando avevo 12-13 anni, papà mi portava al Celeste a vederti. E voglio partire subito con un audio. No, via. È bellissimo per Catalano in aria, Catalano il cross, gol! Potoschi, Lasi, primo gol in Serie B. Messina San Benedettese 1-0, 85-86. Volevo fare il video, però pensando che avremmo finito prima, non l'ho fatto ed è una colpa gravissima, però volevo ascoltare questo audio in cui vengo ancora in brividi, ascoltare anche la voce dei Mino Ricordari e quelle partite veramente storiche. Io sono cresciuto vedendo RTP, Ricordari e Schillaci, quindi era facile innamorarsi del Messina in quegli anni, c'era tutto un entusiasmo attorno alla squadra, era incredibile, cosa che manca purtroppo ai giorni d'oggi. Come hai detto tu, io da piccolino vedevo te, giocavamo in piazza, il mio cugino, gli altri, io segnavo, ecco sono giusto lo Schillaci, e ora vederti qua a mezzo metro, averti visto a casa mia che hai fatto una gioia grandissima. Vedendo mio papà che mi ha portato lui quando segnava al mondiale, si affacciava al balcone e ci ha segnato Schillaci, perché vedendo di crescere a Messina eri per noi un fratello, un cugino, e quando sei arrivato in nazionale è stato per noi veramente un sogno che si realizzava. Io che giocavo a calcio vedevo te, sognavo pure io un giorno di giocare chissà dove. Vedo che tu sei riuscito, mi sarebbe piaciuto anche a me, non ci sono riuscito, vabbè. Però sognavo. Magari sei riuscito, dai. Però è stato bello. Bisogna provare, nella vita bisogna provare. È stato bello sognare e vedere te che sei riuscito veramente, era come se vediamo un fratello, un cugino, perché non la Sicilia, vediamo un fratello, lo Schillaci, da giocare a Celeste, poi nella Juve, poi nella nazionale è stata una gioia veramente indescrivibile, era come se avessi segnato pure io, guarda, francamente. Ora abbiamo ascoltato Mino Ricordari, ora è un tuo ricordo su cui hai messo a Ricordari, il dottore Ricciardi, Ciccio Curò, che sono stati veramente fondamentali anche nella tua carriera. No, per me insomma 3 personaggi importanti, quindi che hanno contribuito al mio successo. Io con Ciccio avevo un bellissimo rapporto. Loro quando io sono andato via da Messina, lui nel lettino dove faceva il massaggino dietro aveva la mia foto, il mio poster, quindi sempre lo teneva sempre. Gli diceva a tutti i giocatori, questi sono i giocatori, no, era poi Ricciardi con il dottore ho avuto sempre un rapporto bellissimo, fantastico, così avanti con i suoi genitori, con la sua moglie, insomma mi hanno adottato, capito? Era Vittorino, quindi un po' con tutti, ma insomma mi sono fatto volere bene, io sono così, quindi e ancora fai volere bene. è difficile odiarmi, quindi che è? Ancora Nella vita ci sono sempre invidiosi, quindi questo fa parte della vita, però mai detto no a nessuno, quindi sono sempre disponibile a tutti, vero? Ora andiamo bene. Il potere di oggi se la tirano un po', io no, non così. Infatti il bello di Totò è che lo ritrovo dopo 35 anni per come era prima. Sì. Cioè, malgrado abbia fatto tutta la carriera che Sì. ha fatto, lo ritrovo disponibile con tutti, un ragazzo umile, un esempio da seguire senza ombra di dubbio. E anche Dan Bommio, che io ricordo in curva quando si cantava Forza Dan Bommio e lui caricava. Diciamo che io nel mio piccolo qualche soddisfazione sono riuscito a levarmi e ne sono orgoglioso di questo, perché in curva pure io cantavo, perché più cantavamo e più
ti esaltavi, giocavi bene. Messina, venendo da una squadra di C2, dovevo andare a sostituire Bello Pede, pertanto insomma, per dire, non era un giocatore di poco conto, ho trovato le mie difficoltà all'inizio senza dubbio, però poi mi sono dato veramente soddisfazioni, diciamo nel mio piccolo sono contento e sono contento di aver giocato a Messina perché nelle squadre che ho giocato è quella che mi ha lasciato veramente il celeste soprattutto. Certo, la curva ti amava, Una cosa... la curva ti amava e c'ero pure che cantavo, quindi Vabbè. peccato. Peccato che anche in uno stato di abbandono mi Che sembra. avrebbero dovuto ristrutturare questo il Celeste. Il Celeste ha una storia, quindi non è che si può. Hanno fatto questo campo che non mi piace per niente, non Troppo coperto. freddo, Molto freddo. freddo. Guarda che i risultati spesso e volentieri vengono soprattutto dal fattore campo. Se tu hai un campo, hai un tifo, hai il pubblico vicino, il calore lo senti, tu mentre giochi lo senti. Mentre il Celeste è distaccato, gioca proprio con la pista e tutto. Anche se non c'è pista, sempre distaccato, non c'è. Quando entravi dentro dal Madonna, sottopassaggio e è un'altra vedevi cosa. quella marea giallo-rossa lì. Dai. All'epoca bisogna andare 2 ore prima per trovare un posto, almeno 2 ore prima. Poi c'era il grande presidente Massimino, girava con il SAR, quindi era tutta un'altra epoca, un'altra stagione. Poi lui girava, guarda, mi buttava in sala. Sarà le quantità di Anche gente. Massimino, insomma, eravamo con il presidente che Massimino, una persona che veramente ha dato molto a Messina, certo un po', come dire, un po' tirato, però imprenditore, quindi ha fatto del suo meglio, quindi. Insomma tutti, capito? È stata un'epoca irripetibile, penso. Io avrei ristrutturato il Celeste e sarei rimasto a giocare lì. E purtroppo anche c'è ora troppa burocrazia, tornelli. Vabbè, lì i soldi, quindi. Vero, sindaco, i progetti quando si fanno, quindi perché non si fanno coperti all'altro? Lì erano tutto scoperto, non fuori non si fa. Ma che... Invece il Celeste era proprio la forza nostra, vero? Proprio bello. 12° in campo. Per concludere, a tutti gli ospiti che ha portato Benedetto e che ha avuto l'onore di intervistare, ho chiesto sempre un parere su Benedetto. Noi che lo conosciamo, Benedetto? per Benedetto? noi che lo conosciamo, sì. Ah, per Benedetto? No, per te. Noi che conosciamo Benedetto lo definiamo che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, che bisognerebbe clonarlo, che ci vuole un Benedetto in ogni paese. Ora, un tuo giudizio su Benedetto. No, ma ripeto, noi sì, è bello, non è il mio tipo, scherzo. No, Benedetto ci siamo conosciuti sempre in un'occasione tanti anni fa, sempre in un club, quindi poi lui ha un bellissimo rapporto un po' anche con i calciatori, comanda più lui che veramente ha capito. No, ma poi si fa rispettare uno che ha questa grande passione per la Juve. Quindi avere molte persone fanno fatica, anzi devo dire a questa maglia, insomma i club della Juve, è tutta fatica, organizzazione, non è semplice, quindi ci vuole veramente un bel coraggio, una passione, soprattutto viaggi che molte persone si fanno dei viaggi in pullman, insomma per questa maglia, quindi Benedetto è un amico e quindi puoi contare sempre su di lui. Lo dobbiamo clonare. Anche politicamente. No, sì. Okay. Va bene, grazie Dodò. Come ospite.